Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 4 persone sono state condannate all'ergastolo nell'ambito del procedimento missing contro alcune cosche della provincia di Cosenza. Tra gli imputati una quarantina, anche nomi eccellenti della criminalità locale. Al carcere a vita sono stati condannati Gianfranco Ruà, Pasquale Pranno, Francesco Perna e Romeo Calvano, ritenuti esponenti di primo piano dei clan. Gli altri imputati sono stati condannati a pene variabili tra i 12 e i 29 anni di reclusione. Tra gli assolti invece il latitante Ettore Lanzino e i fratelli Michele e Pasquale Bruni, figli del presunto boss ucciso Bella Bella. Ha ucciso la moglie simulando un incidente stradale, così Giovanni Iaria, 48 anni, è stato arrestato a Reggio Calabria. Il cadavere carbonizzato di Francesca Gattuso, 38 anni, è stato recuperato nella notte di sabato scorso in una scarpata lungo la strada che da Santa Venere conduce ad Arcolea. La polizia ha trovato il corpo all'interno di un'auto. Dai rilevamenti sul luogo e dalle incongruenze nel racconto dell'uomo, però, gli investigatori hanno capito che si trattava di omicidio. Poche ore prima, infatti, l'uomo era stato ricoverato in ospedale e presentava graffi, escoriazioni e ustioni. È ritenuto un esponente di spicco della criminalità locale Giovanni Bruno, 50enne, ucciso nella notte di sabato a Valle Fiorita, nel Catanzarese. È stato colpito da diversi proiettili di pistola intorno alle 23. I sanitari del 118 lo hanno trovato riverso a terra e tentato di soccorrerlo, ma durante il tragitto in ospedale l'uomo è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Catanzaro che hanno avviato indagini. L'ipotesi è che l'agguato sia maturato nell'ambito di contrasti interni alla criminalità locale. Un'impresa edile ha corrisposto compensi fuori busta a 16 operai per un importo di oltre 140.000 euro. È stato accertato dagli uomini della tenenza di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, quando a seguito di un ordinario controllo è risultato che un imprenditore ha pagato per 4 anni in nero gli straordinari ai propri dipendenti, evadendo oltre 36.000 euro di contributi previdenziali. La società, con sede a Barberino di Mugello, è risultata essere evasore totale, denunciato il titolare, un quarantenne originario della provincia di Crotone. Si è svolta in tutta Italia la festa per il 158° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anche nelle province calabresi il concetto di sicurezza partecipata, che vede tutti lavorare insieme e condividere valori e speranze per un mondo più sicuro, è stato ribadito dai questori. A Reggio è intervenuto il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti. È stato tracciato un quadro dell'intensa attività svolta nel corso dell'anno trascorso, che ha permesso di raggiungere significativi risultati nel contrasto all''ndrangheta. Si è concluso ieri il primo Motor Show Città di Rende, una manifestazione dedicata alla sicurezza stradale e alla passione per i motori, che nei giorni scorsi ha divertito sia grandi che piccini. Nonostante il maltempo, la kermesse è riuscita pienamente, registrando un alto grado di gradimento durante le esibizioni degli stuntman della Scuola di Acrobazie Motoristiche di Roma. Durante la manifestazione, corsi di guida sicura, stand automobilistici, spettacolo, intrattenimento e l'elezione di una Miss. Il solito attesissimo spettacolo pirotecnico ha salutato ieri sera il quadro della Madonna, arrivato in barca al porto di Crotone dal promontorio di Capocolonna. Un lungo pellegrinaggio il sabato sera ha visto come sempre la partecipazione di tutta la città a questa festa molto sentita da grandi e piccoli, nonostante il forte vento che ha soffiato per tutta la notte. Il lungomare della città ieri era gremito da numerosi spettatori che dopo i fuochi d'artificio hanno riaccompagnato al Duomo l'effigie della Santa Vergine. Con la rete messa a segno da Milito, l'Inter batte di misura il Siena e si aggiudica il 18° scudetto della sua storia, con i tifosi nerazzurri subito pronti a scendere in piazza per festeggiare. Caroselli di macchine anche in Calabria, soprattutto a Cosenza, dove nonostante la pioggia, gli interisti hanno affollato Piazza Bilotti con bandiere e sciarpe, inneggiando slogan di vittoria. Ma l'attenzione degli ultranerazzurri e della società della Pinetina è già rivolta alla finale di Champions League, che si disputerà sabato prossimo a Madrid contro il Bayern. In caso di vittoria, che manca da 45 anni, l'Inter vincerebbe il suo terzo trofeo stagionale. Con la Lega Pro in stand-by in attesa dei play-off e play-out che avranno il via domenica prossima, è la Serie B a tenere banco per le squadre calabresi, che sono scese in campo per la terzultima gara del campionato. Il Crotone nel posticipo domenicale pareggia 2-2 allo Scida contro il Mantova, ospiti subito in vantaggio con Carrus, ma i rossoblù capovolgono la situazione con Degano e Russotto. In extra time, dopo 4 minuti di recupero, arriva il gol beffa siglato da un calabrese doc, Pellicori. Ora per centrare ai play-off sarà decisiva la trasferta contro il
Cittadella. Vittoria invece per la Regina, che regola 2-1 il Gallipoli al Granillo. Assegno Barillà e Bonazzoli per gli Amaranto, che ora sono a +3 dai play-out con 2 gare da giocare.